Ultime, ieri, le operazioni di bonifica con gli operai di una ditta specializzata incaricati di rimuovere l'amianto. Stamani, di buon'ora e sotto un cielo plumbeo, hanno preso il via le operazioni di demolizione della villetta abusiva in contrada Maddalusa. Questa volta non si sono registrate proteste o resistenze da parte dei proprietari o dei parenti, come era successo 2 giorni fa quando era stato necessario l'intervento di polizia e Digos. Le operazioni sono controllate dalla Procura di Agrigento. La ruspa della ditta Giuseppe Capobianco di Palma di Montechiaro in poco tempo ha completato il lavoro. Della villetta non è rimasto quasi nulla, solo polvere e detriti. Non c'è stato il colpo di scena sperato dal proprietario Antonio Piranio, che aveva affidato il patrocinio a Giuseppe Arnone, mandato che, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, Piranio avrebbe revocato, anche se stamani lo stesso Arnone ha organizzato nei pressi della villetta demolita una manifestazione di protesta con tanto di striscioni e magliette. La villetta di Contrada Maddalusa era tra i fabbricati da demolire iscritti nella lista stilata dal comune di Agrigento dopo le lettere del procuratore aggiunto Ignazio Fonso, che ha di fatto riaperto il caso edifici abusivi dopo 15 anni di silenzi e pratiche che hanno dormito nei cassetti. Proprio ieri il procuratore capo Renato Di Natale è intervenuto a proposito delle polemiche sollevate sui criteri seguiti dal suo ufficio in ordine agli abbattimenti. Ordine cronologico delle sentenze di demolizione, ha precisato Di Natale, intervenuto alla trasmissione di Radio 1 Restate scomodi. L'alto magistrato non ha risparmiato accuse e critiche a quelli che ha chiamato i comportamenti omissivi che per decenni hanno tenuto amministratori pubblici e polizia municipale e che hanno consentito di costruire circa 600 manufatti in una zona ad assoluto divieto di edificabilità sin dal 68. Sui ritardi nelle demolizioni, Di Natale ha spiegato che sono dovuti alla carenza di organico degli uffici giudiziari di Agrigento, soprattutto negli ultimi anni quando l'attenzione si è spostata ai casi di immigrazione è ben nota. Ed ha concluso rivendicando alla sua procura la demolizione di 2 ecomostri alla Scala dei Turchi, abbattimenti eseguiti dagli stessi proprietari.